Qui c'è un tram che poi non è un tram perché un tram ha i binari, questo non ha i binari, che è costato finora 220 milioni di euro. Solo di impianto, senza considerare poi che l'esercizio sicuramente sarà in deficit come quello di Padova, dove il deficit mi dicono è di 3 milioni, di cui 1 milione soltanto di gomme, giusto per capire. Se poi mi giro c'è un ponte che doveva costare 3 milioni di euro e invece è costato 12 milioni di euro. È un bilancio da approvare che fa acqua da tutte le parti, come sostiene, numeri alla mano, l'ex assessore provinciale al bilancio. Il Comune di Venezia il 24 dicembre del 2012 in zona Cesarini ha venduto tutte le sue azioni Save, portando a casa 49 milioni e 900 mila euro, vendendo le Save a 6 e qualcosa ciascuna, quando noi le avevamo vendute a 13 e oltre in provincia. In più, noi avendole vendute a tranche siamo riusciti a venderle, ripeto, al doppio, quindi là c'è un buco di 50 milioni di euro che io sto ancora aspettando che qualcuno mi dica come e perché è stato creato e se ci sono responsabilità. Buco che ad oggi non è ancora stato risanato. Il professor Simonato deve spiegarmi come lui pensava di chiudere il bilancio in 2 settimane, quando il commissario da credo ormai più di un mese ci sta provando. L'unico aspetto positivo forse è che dopo il caos in cui Venezia è sprofondata ci sia il desiderio di tornare a risplendere. Io credo che finalmente la città, i cittadini hanno capito che quella era il percorso sbagliato e io sento, vivendo il quotidiano a Venezia, sento che c'è voglia di cambiare, voglia di cambiamento.